Sono i primi passi ufficiali del tram di Mestre, a tenere idealmente per mano il nuovo mezzo di trasporto pubblico in questo suo primo momento importante, politici, amministratori, cittadini e tanti bambini. Una vera e propria festa con tanto di giostre, clown, artisti di strada, a cui hanno fatto da corona l'inaugurazione del nuovo parco di via Montecelo e la premiazione degli studenti che hanno partecipato al concorso di disegno che aveva per tema proprio l'arrivo del tram. Il nuovo mezzo di trasporto pubblico ha coperto il percorso tra il deposito di via Montecelo e piazza Pastrello e ritorno. A bordo una serie di viaggiatori d'eccezione, dal vice sindaco e prosindaco della terraferma Michele Mognato agli assessori comunali alla mobilità Enrico Mingardi e alle politiche educative Anna Maria Giannuzzi Miraglia, dal presidente della municipalità di Favaro Gabriele Scaramuzza al presidente di PMV Antonio Stifanelli. Un giorno insomma da ricordare, come sottolinea il vice sindaco e prosindaco della terraferma Michele Mognato. È un giorno straordinario per la città, finalmente uno dei progetti che cambierà il volto della città e anche il sistema di mobilità comincia a fare le prime prove d'esercizio. Certamente in questi anni c'è stato anche un forte disagio da parte dei cittadini, ma è una rivoluzione positiva perché assieme al tram poi sono stati rifatti tutti i sottoservizi, gli acquedotti, tutti gli allacciamenti e poi si è anche proceduto all'arredo urbano, quindi adesso ci sono marciapiedi, ci sono le aree sosta dedicate, c'è un lavoro di riqualificazione complessiva importante e poi insomma con il tram si collegherà più velocemente le nostre parti della città. È un pezzo di lavoro straordinario che è stato fatto in questi anni. I lavori del tram proseguono intanto secondo i tempi previsti. L'ideale conto alla rovescia per l'entrata in funzione del nuovo mezzo di trasporto che migliorerà la vivibilità della città, diminuendo l'inquinamento atmosferico e da rumore e allentando la morsa del traffico urbano, è già scattato, come ci conferma l'assessore comunale alla mobilità Enrico Mingardi. Intanto ci siamo riusciti a fare i primi passi, che se non si comincia mai con i primi passi poi è difficile anche a correre. Nelle prossime settimane, per la fine dell'anno, l'obiettivo è quello di arrivare in centro città. Vedremo se arriveremo fino a Piazza Parche o se arriveremo fino a Via Colombo. Stiamo lavorando con le imprese, che ringrazio, e tutte le maestranze. Stiamo lavorando a sistemare la rete aerea e finire tutti i cantieri. Libereremo la nostra città dai cantieri e vedremo correre questo gioiello finalmente in una città più bella.